cambiare è una capacità da supereroi più che da umani. Sigla! Conosci i tuoi blocchi al cambiamento? Sai cosa fare per superare le resistenze che ognuno di noi ha al cambiamento? Perché tutta la vita noi siamo chiamati al cambiamento, come le foglie dagli alberi, la neve sulle montagne, i germogli nei giardini, nei fiori. Tutto cambia, tutto muta, è un divenire perpetuo attorno a noi. Pantarei ospotamos, tutto scorre come un fiume, nulla si ferma. Le stagioni cambiano, i vicini cambiano, un lavoro cambia, gli anziani, uno smartphone di 6 anni va cambiato perché non funziona più, non fa gli aggiornamenti. Insomma, tutto sembra ricordarci che la permanenza non appartiene a questa vita, bensì è il mutamento che caratterizza ogni dimensione della nostra esistenza. Là fuori tutto cambia, ma anche qui dentro, qui dentro, non c'è differenza. Anche il mondo interiore di ognuno di noi cambia, sia che lo vogliamo, sia che non lo vogliamo. Le cose che incontro di più nel mio lavoro è il totale rifiuto al cambiamento da parte delle persone. Alcuni preferiscono soffrire, resistere, star male, addirittura morire, piuttosto che cambiare, piuttosto che le cose si trasformino intorno a loro. Pensateci, è così. Le cose stanno così. Noi non vogliamo cambiare. Quando il cambiamento da fare non è nostro, invece, allora sì, allora diventa semplicissimo. Continuamente tutti ci accorgiamo di amici, parenti, vicini di casa, persone, colleghi di lavoro che potrebbero cambiare radicalmente la qualità della loro esistenza se smettessero di fumare, se bevessero di meno, se smettessero di cercare partner da cui vengono sistematicamente abbandonate, se cambiassero dieta, se iniziassero a prendersi cura del proprio corpo, magari con il movimento prima che con l'ibuprofene. Quanti giovani si sentirebbero meno ansiosi se coltivassero relazioni autentiche, vis-à-vis, diminuendo l'uso dei social oppure leggendo di più? Dall'esterno si sa sempre di cosa loro hanno bisogno, come dovrebbero fare, come dovrebbero comportarsi, qual è la cosa giusta. Dall'esterno è tutto facile, mentre la verità è che cambiare è davvero difficile e per assurdo anche fare quel cambiamento che magari ci fa andare in meglio. Se io penso ai momenti più appaganti della mia vita, ritrovo che questi sono sempre stati collegati a momenti in cui era in corso un grande cambiamento nella mia vita. Tuttavia, quando all'epoca pensavo di cambiare, lo vedevo come una cosa molto difficile, molto improbabile. Spesso sapere di doverlo fare ci fa soffrire di più, perché siamo consapevoli della necessità di cambiare, ma non ne abbiamo il coraggio. Sapete, bisogna avere coraggio. La radice latina di coraggio è cor cordis, che significa cuore. Per cui se tu vuoi cambiare, devi metterci più cuore, più coraggio. Tutti intorno ti diranno: vai, buttati, fallo, devi fare così, colà. Cosa c'è che non cambia nella vita, ragazzi? Cambiano le spese familiari e pare che tendano sempre solo a crescere. Cambiano le relazioni, ci si disinnamora, reinnamora, cambiano i team leader al lavoro, cambiano le emozioni che proviamo, cambiano le nostre idee, cambiano le personalità d'anima interiori. Per questo, con flessibilità, noi dovremmo adattarci e cambiare, perché è vero, è l'unica cosa possibile. E invece no! Le cose non sono mai così semplici, non lo accettiamo. Quando studi psicologia, ma per me è avvenuto molto prima, quando studiavo già filosofia, no? È stato palese entrare in contatto con Sigmund Freud. Nella sua teoria pulsionale lui promuoveva l'esistenza di due pulsioni maestre. In greco le chiamava Eros e Thanatos, cioè amore e morte. E ricordo che per i greci la parola uomo sarebbe aner, andros oppure anthropos, ma mentre loro ne hanno sempre usata un'altra per descriverli, ed era thnetos,
cioè immortali. Immortali sono coloro che nascono già invischiati della pulsione di morte e del suo opposto, quello dell'amore. Eros è una spinta vitale che appartiene ai mortali, difficilmente ce ne possiamo svestire perché ci trascina. Se io sono innamorato di Elisa, per esempio, però un giorno incontro Paola che mi piace di più, non sarà di certo semplice spostare la mia pulsione vitale Eros da Elisa a Paola, perché inizierò a farmi delle paranoie, a mettere in dubbio i sentimenti, fare SWOT analysis per contare i pro e i contro. E poi pianti, tragedie, patemi interiori, sensi di colpa, per fare un gesto che alla fine, ragazzi, è molto semplice. Passare da una situazione all'altra, cioè passare da Elisa a Paola, nel mio caso, è estremamente complesso, anche se Elisa mi picchia e Paola mi fa le carezze. Cioè, anche se devo andare verso una situazione migliore, è un casino. Questo processo è sempre lo stesso. Anche se io voglio cambiare lavoro, cambiare casa, cambiare amicizia, cambiare morosa, addirittura cambiare lo spazio del garage portando al card un sacco di cose inutili e vecchie, non è facile. Quella forza vitale resiste a ogni nostro cambiamento, ci vincola a cose, persone, luoghi, lavori, anche se questi non ci fanno più bene. È chiaro che non vi sto dicendo nulla di nuovo, moltissimi di voi potrebbero dirmi ma io lo so già, è vero, ma io ci tengo a ribadirlo, a non darlo per scontato. Cambiare non è affatto facile, diciamolo. Se cambiare fosse semplice, allora mangeremo meglio, faremo costantemente attività fisica, lasceremo un lavoro che ci svaluta, tutti elementi che sappiamo essere alla base di una vita sana ed in salute, ma che prevede uno o più cambiamenti. In rete si trovano biohacker, specialisti della longevità, creme, integratori anti-age, soluzioni chiavi in mano che millantano di risolvere ogni tipo di esigenza, dall'alimentazione allo sport, al sonno profondo. Sono venduti con sconto o anche a caro prezzo. E poi c'è una community, un coach virtuale personalizzato che ti aiuta, ti accompagna, ti insegna tutto quello che non sei mai riuscito a capire. Ma tutto questo, ragazzi, confonde, distrae, manipola, fa perdere il focus della vera problematica, e cioè che nessuno di noi vuole cambiare. Non serve una nuova teoria rispolverata oppure un avanzato marchingegno tecnologico che ci fa cambiare se in realtà non siamo affatto disponibili a farlo. Dentro di sé ognuno sa che se la sta raccontando con queste scorciatoie posticce, tuttavia si è disponibili a fare qualsiasi cosa, preferibilmente supportata da una spiegazione metascientifica per evitare quel cambiamento che si continua a rimandare. Si trovano, ma sai, ho sentito, l'ultimo ritrovato, l'ultima tecnologia, l'ultimo andamento, l'ultima tendenza. Balle, noi non vogliamo cambiare, questa è la verità. Quante persone non patirebbero l'ansia? Quante non sarebbero state tradite o picchiate ripetutamente se solo avessero cambiato lavoro, cambiato partner o avessero cambiato la propria psicologa? Noi siamo disponibili a fare qualsiasi cosa pur di evitare di cambiare, poi sentirci in colpa per non averlo fatto. Così sperperiamo soldi inutilmente, sprechiamo preziosissimo tempo, investiamo fiducia in teorie e concetti o persone, mentre evitiamo ancora una volta di cambiare. Come fare dunque per attuare un cambiamento nella propria vita? E come fare a renderlo duraturo e stabile? Che sia così? La risposta a questa domanda la spiegherò nella prossima puntata. Ciao!